Ecco, si apre la sfilata con i poni vitesi. Abbiamo due bambine, Luciana De Logu e Gianfranca De Logu, e un bambino, Giovanni Farina, che aprono questa cavalcata in costume. Luciana De Logu, Gianfranca De Logu, le due bambine, e Giovanni Farina, bambino a cavallo dei poni bitesi. Poi seguirà un trio bitese con due amazzoni, Leocadia Dore e Francesca Bissiri, e un cavaliere, Marco De Iala. Allora, l'imponente abbigliamento bitese, detto saeste, indossato per particolari ricorrenze o cerimonie, veniva realizzato con stoffe diverse: la seta, il broccato, il terziopelo e il velluto. Arricchito da finissimi ricami, l'abbigliamento locale assume un aspetto particolarmente interessante nell'abbinamento dei colori e le miniature floreali dei ricami. Questi particolari sono riscontrabili nelle gonne in orbace caratterizzate da diverse balze, su solopatu, il corsetto senza maniche in broccato di seta, e su curitu, il corpetto con ampie maniche chiuse sui polsi. Saesta e panno è l'abito più sobrio. Tra gli elementi, interessante una pettina ricamata. La sottogonna è spesso più lunga della gonna stessa. Abbiamo anche altre amazzoni bitese, sono Piera Ena, Sara Pala, Silvia Ghisu, Roberta Ragaglia e Daniela Doneddu. Ecco, a seguire invece Orani, il comune di Orani, con cavalieri Gianmarco Fadda e Tonino Del Rio. Le amazzoni sono Chiara Fadda e Maria Letizia Del Rio. Allora, Orani, che è un centro della Barbaggia di Ololai di circa 3.500 abitanti, ha un territorio di notevole interesse per la presenza di alcune miniere di talco bianchissimo, per le chiese di San Francesco, la parrocchiale e la chiesetta campestre di San Paolo. Inoltre divide con il comune di Sarule il Monte Gonare, dove sorge la chiesa della Vergine di Gonare, meta di pellegrinaggio il giorno della festa, che cade il 25 marzo e poi anche il 1° settembre. Uno dei diversi moduli del vestiario tradizionale presenti a Orani è detto Ciscaramagnu ed è caratterizzato dall'austero copricapo Tivazzola in cotone o lino avvolto intorno al mento, stoffe di seta colorata per il corpetto Spalas, mentre giù coritu o giù zippone, il giubbetto corredato da numerosi bottoni d'argento nelle maniche e in panno rosso. Il vestario delle bambine o delle giovani donne è chiamato giù visintru ed è composto dalla gonna d'orbace senza pieghettature. Il corpetto viene indossato sopra il giubbino. Per l'uomo l'abbigliamento rispecchia i semplici canoni della zona d'appartenenza, con il giubbetto o sbrassette in velluto blu e bordature rosse. Alcuni uomini portano un cappotto di pelle marrone o nera, detta zaspede. Ecco, a seguire dopo Orani arriva Osilo, abbiamo il cavaliere Riccardo Migheli e invece l'amazzone è Roberta Mura. Il territorio di Osilo è dominato dall'antico castello dei Malaspina risalente al XII secolo e lascia emergere un altro importante esempio di eleganza e ricchezza dell'abbigliamento popolare tipico del nord Sardegna. Il vestiario della sposa è caratterizzato dalla presenza del maestoso copricapo detto Zaccapitta
in velluto bordeaux, ornata dal candido raso ricamato con motivi floreali policromi che poggia sul candido velo bianco in tulle finemente ricamato e di forma rettangolare. Stesso tessuto e stessi ricami li ritroviamo nella gonna savaldetta, sulla quale è assente il tradizionale grembiule dismesso in tempi relativamente recenti. Nell'abbigliamento maschile ritroviamo gli elementi caratteristici del nord Sardegna, con il pantalone tubolare che entra a far parte dell'abbigliamento maschile già alla fine del 1800. Questa era una piccola descrizione del comune di Osilo. Il cavaliere, ricordo, Riccardo Migheli e Roberta Mura. Ecco invece adesso il comune di Ololai, rappresentati da Mura Francesco, Matteo Bussu, Roberto Albano come cavalieri, e poi da Deborah Ladu e Pamela Mazzette. Allora, vediamo un po'. Ololai è uno dei comuni più alti della nostra isola, infatti è situato a circa 960 metri sul livello del mare. Tra le attività artigianali, Ololai è rinomata per la produzione di bellissimi cesti in asfodelo. Nel vestiario femminile si riconosce il tipico bustino detto Zaspalas, che funge da reggiseno. Sul capiale la curiosa cuffietta legata sotto il mento con appositi nastrini. I capelli sono raccolti a cornetti dietro la nuca in un gioco di intrecci e legature che formano giucrundille, una conciatura pressoché unica in tutta la Sardegna. Su Bardellino invece è la gonna fittamente flissettata e orlata da una larga vetta e striglia sdorate. Su ditto del listone è la pesante gonna in orbace. Su odale è il grembiule in setta che, stretto in vita, si allarga a forma di triangolo. Sono presenti numerose prende, cioè gioielli e bottoni in oro e corallo. Altro abito utilizzato nelle cerimonie importanti è savardetta, in panno di colore scuso prevalentemente marrone, con un ampio fazzoletto ricamato che ricopre il capo. L'abbigliamento maschile presenta zaspedes, pelli di montone che vengono indossate sopra giuccosse, un gilet di panno. Altri uomini invece usano la zanchetta, una giacca di orbace nero. Sono presenti diverse cinture, esa in torsa, in pelle ricamata con fili di seta, esa ventrera, cintura con capienti, tasche ai lati. Adesso abbiamo invece un comune proveniente, mi pare, dall'Oristanese, dal comune di Scimascis, e sfilano Gianmarco Piano e Fabiana Melis. Indossano un costume caratteristico dell'area appunto dell'Oristanese, in gonna di panno rossa arricchita da balze di broccato chiaro. Sul capo portano dei veli di tulle finemente ricamati. Quindi ci sono Gianmarco Piano e Fabiana Melis del comune di Scimascis. Ecco, sta per passare, o è già sotto la vostra attenzione, i cavalieri di Meana Sardo, col costume di Benetutti, la donna. Il cavaliere è Sanna Stefano, mentre la Amazzone è Ilenia Cogoi, che sfila, ripetiamo, con il costume del comune di Benetutti. Vediamo un po' qualche piccola descrizione del costume di Meana, di foggia settecentesca con gonna in orbace, bordeaux a pieghe larghe e corpetto imbroccato, camice inclino e bennallino che ricorda le acconciature medievali. Arriva il comune di Ploaghe, rappresentato da Alessia Canu e da Sebastiano Salis. Ploaghe è un comune del Lugudoro di circa 4.700 abitanti, il cui territorio è di particolare interesse turistico, archeologico e storico, poiché conserva innumerevoli e importanti testimonianze dell'età nuragica. Interessante è la pinacoteca della parrocchiale, creata dall'illustre studioso, archeologo e storico plogaese Giovanni Spano.
Essa comprende una raccolta di opere tra le quali dipinti di maestri di scuola italiana, tedesca e spagnola del 400 e del 500. Il costume femminile evidenzia una notevole sporgenza in vitas a groppa della gonna di panno orbace. In alto vi sono 2 applicazioni di tessuto scarlatto, in basso un'ampia balza in seta o di lana spesso di colore azzurro. Tale usanza per il sostegno all'ampiezza della gonna era particolarmente diffusa nel periodo rinascimentale. Zimbustu, il busto finemente ricamato con fili dorati e argentati, è parzialmente coperto dal giubbetto zucuritu con particolari maniche da un lato rosse e dall'altro imbroccato a motivi floreali. Caratteristica del costume di Plogaghe è Zumantellu, il copricapo azzurro con una grande croce gialla. Il vestiario della vedova è in orbace nero e presenta alcune rifiniture di rosso ed è privo peraltro di ricami. Diversi sono gli elementi del vestiario maschile, spesso caratterizzato dal corpetto rosso che rientra nei moduli dell'abbigliamento del Lugudoro. Il comune di Assara è rappresentato da Gianfranco Mura e da Maria Annunziata Pala. Il tradizionale abbigliamento femminile azzarese, che da sempre è fonte di ispirazione per pittori e fotografi, si caratterizza per il singolare copricapo detto sattiagiola, una benda bianca di lino inamidato che ricopre armoniosamente la testa e il collo. Il corpetto è chiamato ispalletas ed è realizzato in broccato sul quale si sovrappone su cippone. Il giacchetto scarlatto è ricamato con fili di seta. La gonna è realizzata in orbace, la tipica lana sarda, ed orlata con una balza azzurra in raso di seta. L'abito maschile si distingue per zuccossu, un gilet in velluto blu ricamato in seta policroma ed ornato con bottoni d'argento, e per zistepede, il gilet in pelle d'agnello. Segue subito dopo Assara Orune, rappresentato da Fabrizio Mura e Giuliana Mariane. Con circa 3.000 abitanti, Orune possiede un territorio ricco di testimonianze della civiltà nuragica, come lo splendido tempio a pozzo sacro detto Sutempiesu. In paese sono tuttora conservati numerosi abiti della fine dell'Ottocento. In processione sono presenti diverse tipologie del vestiario comune, con saveste de si sposa, l'abito di gala, e saveste de cadarie, il vestiario giornaliero. Particolarmente bello e caratteristico è il giacchino in terziopelo con inserti di trine stampate a motivi floreali stilizzati e l'ampia gonna nera dalla balza rossa. Il capo è coperto da un piccolo scialle in seta viola e nero dai motivi floreali e il grembiule è realizzato in raso di seta nero ricamato con raffigurazioni floreali policrome. Nell'abbigliamento maschile il gilet in velluto nero a doppio petto è arricchito con rifiniture colorate sui bordi.